Prima di parlare del film di questa sera vorrei accennare a ciò che Giraldi ha fatto prima di arrivare alla Rosa Rossa. È nato nel 1931 in un paese di confine, oggi Slovenia, ma al tempo appunto un centro italiano, e si è formato a Trieste. E già da liceale ha cominciato a frequentare la sezione cinema del Circolo della Cultura e delle Arti della città, che ha avuto una storia molto importante con figure come Callisto Cosulic e Tullio Kesic. Giraldi era minore di qualche anno e ha avuto in loro due, che poi divennero figure di importanza nazionale, come credo sappiate, un po' come guida. E sotto la loro guida si appassiona al cinema, dapprima fa il critico cinematografico, cioè comincia scrivendone per il Lavoratore e poi per l'Unità. È il primo, per esempio, il più giovane inviato alla Mostra del Cinema di Venezia, già quando aveva 18 anni. Ma il suo desiderio è quello di fare cinema e quindi appena può parte per Roma, sostenuto anche da Vittorio Vidali, proprio l'uomo politico di cui lui era un pupillo e lo faceva scrivere appunto di cinema nel Lavoratore. E a Roma, ben presto, attraverso proprio l'aiuto di Cosulic, diventa assistente di Gillo Pontecorvo, poi di Peppe De Santis, anzi di Giuseppe De Santis, fa il segretario di edizione perché correttamente gli aveva detto che si imparava di più il mestiere facendo il segretario di edizione che non l'aiuto, mentre l'aiuto lo farà per esempio per Lizzani. Insomma, una decina d'anni di apprendistato e poi il grande momento cui ha accennato anche Paolo D'Andrea, che è costituito dalla direzione della seconda unità di Sergio Leone di Per un pugno di dollari. Kesic, come critico, dice che le sequenze girate da Franco Giraldi per quel film, con la seconda unità, che sono quasi tutte quelle con Gianmaria Volonté, si possono considerare allo stesso livello di quelle di Leone con Clint Eastwood. Ed ecco che giocoforza diventa un trampolino di lancio, lui si mette in luce per la sua abilità e i produttori gli danno credito per fare per l'appunto dei western. Il primo, Sette pistole per il McGregor, avrà addirittura le musiche di Ennio Morricone, ne farà poi altri 3. E a proposito di musiche, uno di questi, Escondido, avrà niente meno che le musiche di Mahler, uno dei primi segni che lo riconnettono a quella cultura mitteleuropea a cui lui si sente molto legato. E dopo questi 4 western è il momento addirittura di 5 commedie all'italiana. Dirige in queste commedie degli attori molto celebri del tempo, ne fa 3 con Ugo Tognazzi, tra cui il noto La Bambolona nel 1968, 2 film sono con Monica Vitti, ma, come dire, il suo cuore batte per il
cinema d'autore legato alla letteratura delle nostre zone. E arriverà il momento in cui si cimenterà proprio con questo. Questo momento è il 73, insomma 50 anni fa, in cui Giraldi ha l'opportunità di girare il film che vedrete questa sera, ovvero La Rosa Rossa, da un romanzo breve di Pierantonio Quarantotti Gambini. E la figura propiziatrice di questo film è proprio Tullio Kesic, che era ormai noto, assai noto come critico cinematografico, però aveva già fatto il produttore indipendente con Ermanno Olmi e in quegli anni era delegato a una sezione produttiva della RAI. E la RAI aveva già in programma la trasposizione cinematografica di questo romanzo. Avrebbe dovuto realizzarlo Sandro Bolchi, se non che, essendo lui, qualcuno forse se lo ricorda come celebre regista di sceneggiati televisivi, se non che lui per un intero anno era impegnato e la RAI non poteva aspettare, avendoci già investito, pagato la sceneggiatura di Dante Guardamagna, su questo film non poteva aspettare un anno. E Kesic dall'interno suggerisce appunto il nome di Giraldi perché ne faccia la regia. E perché Giraldi lo fa? Scusate, perché Kesic lo fa? Perché è sempre stato convinto che le abilità che Giraldi aveva mostrato nei western e nella commedia, cosiddetta commedia italiana, non fossero tutte e tra le sue risorse ci fossero anche quelle specifiche del cosiddetto cinema d'autore. Era convinto, insomma, che Giraldi potesse andare oltre. Ed era un po' vero, naturalmente, si rivelò vero questo, a partire proprio da questo film di svolta che è La Rosa Rossa, a proposito del quale Giraldi dice: dopo 8 film sono riuscito, questo è il primo che sono riuscito a fare veramente tutto, totalmente mio. Ecco, a proposito di questo totalmente mio corrisponde con una sorta di ritorno in patria, ma alla sua patria culturale. È totalmente suo perché fa un film tratto da un romanzo che appartiene alla letteratura cosiddetta triestina, il romanzo appunto di Pierantonio Quarantotti Gambini. A proposito di questo romanzo vorrei leggervi poche righe con le quali lo scrittore lo presenta al suo primo editore Treves. Dice: i protagonisti sono alcuni vecchi sulla settantina che vivono in un palazzetto nobiliare di una cittadina istriana alla fine della Grande Guerra. Attraverso le vicende che li agitano all'improvviso, proprio quando parevano definitivamente assopiti in un ritmo inerte e sempre uguale, balza agli occhi del lettore come un fuoco riattizzato sotto la cenere tutta la loro vita di un tempo. È per essi l'ultima scintilla di vita. Ecco, a proposito di questo, cioè di un film sulla vecchiaia, su una coppia, come dire, al tramonto, è Giraldi stesso che dice:
di averci già pensato in precedenza, però di non averlo potuto realizzare se non ora con la RAI. E questo perché? Nessun produttore privato me l'avrebbe mai consentito. Una storia triste di tre vecchi in una Trieste dell'altro dopoguerra, ma scherziamo, non fa una lira, è un film improponibile. Questa era la risposta. E diventa possibile invece con la RAI, e qui va fatta una breve parentesi, con la RAI in quegli anni, proprio perché quelli sono gli anni in cui la RAI diventa produttore cinematografico ed essendo un ente pubblico non era così strettamente legata all'immediato ritorno economico cui è obbligato invece un produttore, un privato che ci investa. Vi ricordo, si tratta di un segmento piuttosto importante non soltanto in generale per la storia italiana, ma anche per la storia del cinema. Perché è la RAI che consente in quegli anni, fine anni 60, inizio 70, i Clowns di Fellini, la strategia del ragno di Bertolucci, poi San Michele aveva un gallo dei fratelli Traviani, ed è una stagione che si prolungherà poi fino alla fine degli anni 70, in cui i film prodotti grazie alla RAI avranno addirittura la Palma d'Oro a Cannes. Penso per esempio a Padre Padrone ancora dei fratelli Taviani nel 77 o l'anno dopo L'Albero degli Zoccoli di Olmi. Ecco, è appunto grazie alla produzione RAI se un film così, per dirla non facile, non appetibile, non commerciale, ha potuto trovare realizzazione dando al percorso di Giraldi quella piegatura verso la propria Heimat culturale, verso insomma questa patria senza la quale non si sarebbe realizzata. E allora vediamo un momento, adesso guardo Paolo se ha ancora qualche minuto, e come lo realizza Franco Giraldi? Questo film che sulla carta non avrebbe dovuto avere granché pubblico, se non che quando poi la RAI lo trasmise, fece al tempo un audience di 9 milioni di spettatori, cioè cifre altissime ancora oggi. E forse devo dire che questo presumibilmente è merito proprio del modo in cui Giraldi l'ha realizzato. E l'ha realizzato mostrandosi ancora una volta un regista duttile, cioè di fronte al problema dell'adattamento cinematografico, della trasposizione, anche lui si è in qualche modo adattato, si è messo, come dire, in ascolto della voce narrante e l'ha tradotta in sguardo narrante del tutto analogo e comparabile. Vorrei a questo proposito farvi un esempio che avete poi modo di verificare subito, perché ha a che fare con il prologo del film. È un prologo in cui i due protagonisti anziani vengono colti nel silenzio della loro casa, in cui la casa è immersa in un giorno invernale. E la prima pagina del testo di 48 Gambini è tutta dedicata alla ricostruzione di questo
chiamiamolo clima, di questa temperie. Sebbene non fosse tardi, la stanza era quasi al buio. Entrava ancora un raggio di sole ma di sbieco. Col morire di quel raggio le ombre si allargavano sino a fondersi in una sola macchia oscura. Ecco, nella malinconia di questo interno, anche le presenze umane sono descritte e trattate come ombre, quasi pronte, insomma, al trapasso. Vengono scosse solo un momento in cui l'orologio batte le 4 e 48 Gambini scrive: allora un'ombra si mosse. Passarono alcuni istanti e se ne mosse un'altra. Ecco, adesso, subito all'inizio del film, voi vedrete che nel prologo Giraldi sembra tradurre esattamente sullo schermo questo clima di una situazione intimista, crepuscolare. E lo farà fino alla fine, quando la macchina da presa che all'inizio si avvicina, alla fine la vedrete allontanarsi dai personaggi, lasciandoli al loro silenzio appena tintinnato dalle posate perché sono a tavola. Ecco, usa magistralmente, anche se con parsimonia, proprio gli strumenti del linguaggio cinematografico per rendere quello letterario, a cui lui si prefiggeva di essere fedele. E c'è riuscito. Ma badate, non lo sottolineo perché la fedeltà sia un valore. Anzi, molto spesso quando si traspongono dei testi letterari sullo schermo, si rende più giustizia al testo attraverso l'infedeltà, proprio perché si passa da un linguaggio ad uno totalmente diverso. Quello che vi sto sottolineando è invece un'eccezione. Voi vedrete che in un anno di scuola, fin della prossima settimana, Giraldi si prenderà delle libertà rispetto a Stuparic. Qui no, si prefigge di essere fedele perché ha capito che era il modo, pur non essendo la fedeltà un valore, era il modo per fare un film, come è stato detto non da un critico cinematografico, ma questa volta letterario, un film a misura del romanzo. Vi dicevo appunto invece del congedo, dell'epilogo, se riesco, eccolo qui, le parole. Allora vi dicevo che quello che vi ho descritto è il modo per tradurre il momento in cui lo sguardo narrante abbandona i personaggi al loro destino, che è quello di una fine dopo questa passione ravvivata di cui naturalmente non vi parlo, che sta al centro del film, e traduce proprio il clima delle ultime righe del romanzo, in cui 48 Gambini scrive: i giorni somigliavano ai giorni e le ore alle ore, e la loro vita era come una lunga giornata sul palchetto in camera gialla. Ecco, Giraldi riesce a fare questo attraverso poi due scelte fondamentali della filiera produttiva, cioè quella degli ambienti e poi degli attori che impersonano, no, i personaggi di questo. Allora, fu decisiva la scelta di allestire il set
set nei luoghi del romanzo, e ciò anche per rispetto. Qui vi leggo proprio 2 parole di Kesic, che ha aiutato Giraldi in queste scelte in Istria, perché girare nei luoghi in cui è ambientato il romanzo è stato un modo di rispettare il legame inscindibile che hanno gli scritti di Pierantonio, sottinteso Gambini, con la sua terra d'origine. Non sarà il film girato propriamente a Capodistria, dove è ambientato il romanzo, perché la città assolutamente non si prestava più per delle parti troppo moderne. Il film resta un film, come dire, d'epoca, e venne sostituita da Rovigno, mentre altre parti vennero girate a Valle d'Istria, oggi Bale, e mentre la sequenza al teatro venne girata al teatro di Pola. Ecco, oltre all'ambiente, allo sfondo, ci sono le figure. E qui una menzione per chiudere agli attori, alcuni dei quali non sono molto noti. Ines, la signora anziana, è interpretata da Elisa Cegani. Giraldi aveva pensato a una gloria degli anni 40 come Maria Dennis, ma non aveva più voglia di tornare sul set. Mentre si batté perché suo marito Piero, anziano, fosse interpretato da Antonio Battistella, che non era un attore noto e non lo è neanche oggi, era un attore al tempo del teatro di prosa, ma molto bravo, e fu molto bravo anche nel film, tanto che vinse il premio per la miglior recitazione al Festival di Taormina di quell'anno. Il conte Paolo Balzeri, che è la figura che irrompe ritornando a casa nella vita di questi 2 protagonisti, ma di più non vi dirò, è invece interpretata da una gloria cinematografica come Alain Cuny, un grande attore che aveva esordito con Grémillon, continuato con Marcel Carné, e in Italia aveva interpretato il personaggio di Steiner nella Dolce Vita di Fellini, poi fece anche Uomini contro di Francesco Rosi, eccetera. Ecco, la figura forse più importante. 2 curiosità. Il dottor Raskovic è interpretato da un non attore, che è Sergio Bardotti, che forse conoscerete come il paroliere di Endrigo, ma anche della Vanoni, eccetera. Mentre per la servetta Rosa, la giovane, che è interpretata da Susanna Martinkova, qui, attrice cecoslovacca, Giraldi aveva pensato a Ornella Muti, che ormai era diventata famosa, e grazie proprio a La moglie più bella di qualche anno prima, un film di un conterraneo, di un altro conterraneo, cioè Damiano Damiasi, ma chiese una cifra talmente alta che non fu possibile darle la parte, avrebbe messo in discussione la realizzazione del film. A proposito di cifre, però, vorrei dirvi una cosa, e cioè che questa svolta di Giraldi verso questa dimensione del cinema d'autore ricavato in gran parte da opere letterarie, propiziata da Kesic, ha determinato anche una svolta nella sua vita sul piano economico. Kesic ci scherzava su, fin negli ultimi anni, dicendo avrebbe potuto vivere da ricco, e invece, perché Giraldi quando faceva
la commedia all'italiana era un regista molto ben pagato, invece per colpa mia ha fatto un finale di carriera economicamente piuttosto modesto. Addirittura questo film l'ha fatto pressoché gratuitamente. Vi dicevo che si tratta di un film per la televisione, anche se Giraldi ha sempre insistito nel dire sì, ma per me era cinema. Poco importava che la destinazione fosse televisiva. Io facevo cinema. Da questo momento in avanti Giraldi farà moltissimi film, moltissimi altri film, nonché documentari e fiction televisive, dirigendo moltissimi altri attori oltre a quelli che vi ho citato. Faccio solo 2 o 3 nomi in conclusione. Philippe Leroy, per esempio, per Il Corsaro. Fabrizio Bentivoglio e Laura Morante in Ivanov da Chekhov. Gigi Proietti nell'Avvocato Porta. Nella Frontiera vedrete, oltre ad Omero Antonutti, naturalmente vedrete Raoul Bova, Giancarlo Giannini, fino a Valeria Bruni Tedeschi per Voci, il suo ultimo film girato nel 2000 da un racconto, da un romanzo di Dacia Maraini. Ecco, vi ho indicato alcune cose dopo la Rosa Rossa, soprattutto i nomi degli attori che dirige, sia perché da tutti era considerato un eccellente direttore di attori, ma anche per darvi l'idea di quanto Giraldi sia stato un cineasta fino agli ultimi anni prolifico. Grazie e buona visione.